Longarone, Venezia, Roma. Per il 50° del Vajont la catena di dolore e di ricordo arriva fino alle capitali. A Roma, Camera e Senato rispetteranno un minuto di silenzio in apertura della seduta pomeridiana dell'8 ottobre, un giorno in anticipo, per evitare sovrapposizioni con le cerimonie ufficiali del 9. La proposta, lanciata dal senatore Giovanni Piccoli, è stata raccolta e rilanciata dai colleghi parlamentari bellunesi. Sarà un momento di ricordo e riflessione sui problemi legati al rischio idrogeologico del nostro territorio, commenta Piccoli. Anche il Consiglio regionale, nei prossimi giorni, ricorderà il disastro del Vajont con una mozione del consigliere Dario Bond. In quel momento il Consiglio regionale dovrà fermarsi e discutere solo di quello, con il massimo silenzio all'interno dell'Aula, perché quelle vittime che sono su in cielo dovranno in qualche maniera sentire. Anche le voci distanti di Venezia, della laguna, quelle voci dovranno ricordare con fierezza, con pieno senso di valori, purtroppo quel delicato, difficile, drammatico momento della storia italiana. Anche la nostra emittente ricorderà il Vajont, questa volta venerdì sera, con una diretta dal centro congressi di Longarone. Sul palco della trasmissione condotta da Luigi Gandi saliranno i sindaci dei comuni del Vajont, parlamentari, consiglieri regionali e rappresentanti della protezione civile. Lo speciale, realizzato con la collaborazione della Fondazione Vajont, in onda dalle 21 sulla nostra emittente. Questa sarà anche l'occasione per Longarone di chiedere le scuse dello Stato. Quelle fatte domenica dal ministro dell'Ambiente Andrea Orlando non sono sufficienti. Le scuse sono un atto simbolico, ma secondo me di grande peso se arrivano da dei rappresentanti del governo e dello Stato. Mi attendo le scuse ufficiali da parte del Presidente della Repubblica, che mi auguro possa venire a Longarone. È chiaro che le scuse non servono sicuramente a lenire il dolore, le ferite, e ci vuole anche degli atti concreti, ma almeno è un passaggio importante in cui lo Stato possa ammettere realmente che è uno dei colpevoli di questa strage.